Allora, là in basso ci deve essere un porticciuolo, viaggi rapidi sbloccati e intanto vediamo di farci adesso un bel salto verso quel mucchietto di paglia. Grande salto della fede. Ok, in mezzo alle banane e agli escrementi di scimmia. Grandioso. Allora, adesso che abbiamo capito più o meno dove ci ritroviamo, vediamo di procedere. Allora, vediamo, intanto qui, un bello scrigno. Grande, 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 siamo sempre alla caccia di tesori. Deprediamo, un bel calcione. Allora, cosa abbiamo trovato? Orecchini di perle, li venderemo adesso al nostro grande ricettore tra qualche attimo. Intanto vediamo di procedere. Ok, andiamo alla nostra missione principale. Attenzione, attenzione, queste dannate cavità rocciose possono creare problemi. Intanto la scalinata della regina è ovviamente un elemento che è presente nel database dell'Animus. Vediamo di analizzarlo più tardi. Ok, un bel salto da questa scalinata. Mi dispiace signorina, mi faccia passare. Ok. Attenzione, qui ci sono due ubriaconi che si stanno divertendo già alle 8 del mattino, fradici come una cucuzza, i nostri cari ragazzoni. Ok, allora vediamo se possiamo procedere. Forza amico mio, è abbastanza lontano questo luogo, non credo di dover arrivare nuovamente alla Jackdaw, al nostro cetriolo di mare. Ma vedremo intanto qua cosa succede. Queste saranno le guardie del corpo. Intanto qui arriviamo direttamente a una taverna. Eccoci arrivati. Allora, chi è che ci cerca? Il nostro Adele Wallet. Perfetto, amico mio, personale cercansi. Allora, vediamo un po', possiamo accettare la missione? Mi sa che dobbiamo reclutare qualcuno. Belle queste musiche. Vieni qui e bevi con noi. Buongiorno. Salve. Ciao Kenway. Lui chi è? Adewale. Adewale, il mastro della Jackdaw. Jackdaw. cetriolo di mare. Hai chiamato la tua nave come un uccello? No, l'ha chiamata lui, io l'ho chiamata in un altro modo. Ade, questi signori sono l'orgoglio della nostra nuova confederazione. Ed Touch, Ben Ornigold. Ciao, James... piacere. Quello ha la gamba di legno. Avete visto? Ha la gamba di legno, quello non me ne sono neanche accorto, maledizione. Ade mi ha salvato. Stiamo cercando una ciurma per salpare con la mia Già. nave. Sai, ci sono tanti bravi marinai qui. Ma stai attento. Una nave piena di uomini del re è appena arrivata. Causano guai e la fanno da padroni. Bene. Vedrò chi posso trovare. Grandioso. Allora, la ciurma del nostro cetriolo di mare. Questa barra indica la forza della tua ciurma. Bene, la ciurma è una risorsa essenziale per abbordare le navi. Per abbordare le navi più grosse servono più uomini, ovviamente. Pagina successiva. Ci sono due modi per reclutare la ciurma. Puoi assoldare i marinai dalla taverna o puoi aiutare i pirati nei guai. Io direi di assecondare il secondo punto, ragazzi. Potrebbe essere molto più intrigante. Comunque, allora dobbiamo reclutare ben 15 pirati per la nostra ciurma. Chi è che canta qui? Queste due ragazzine. Ti metterò al lavoro. Va bene amico mio, a dopo. Grande, intanto qui cantano e suonano. Guardate che fighi, vediamo di lasciarli perdere. Allora, dove possiamo assoldare questi nostri pirati? Da quella parte forse vedo qualcosa. E infatti mi sembra di aver visto a Cuba, anzi a L'Havana, quella specie di icona per assoldare i nostri pirati. Intanto vediamo di aumentare la forza della nostra ciurma. Sono tutti questi lamenti. Ma il re ha mandato soldati dalla Gran Bretagna per qualcosa. Vediamo un po' là sotto cosa succede. Questa è una zona off limits. Eccoli qua, soldati inglesi. Credevo che la resistenza non ci fosse in quest'isola. Però purtroppo le zone rosse sono disponibili anche qui. Allora, dove sono questi pirati? Non mi dite che ragazzi che sono prigionieri di questo forte. Allora, vediamo un po' come possiamo liberarli. Vediamo se possiamo salire da questa parte. Zona vietata, ce ne infischiamo. Mettiamoci il cappuccio, amico mio, come se ci sentiamo ovviamente protetti. Questa è una specie di zona ovviamente non oltrepassabile. Vediamo da questa parte se possiamo salire. Niente, mi sa che è una zona troppo complicata. Vediamo dall'albero invece. Proviamoci. Avanti, 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 avanti. Niente, anche questa è una zona off limits. Vediamo un po'. Da quella parte c'è la nostra canzone. La canzone che abbiamo perso. Vediamo se possiamo arrivarci. Allora, altre guardie. No, non è successo niente. Non è successo niente, amico mio. Allora, silenzio ragazzi, come facevamo su Hitman. Lame celate pronte. Due soldati in basso. Allora, eccolo. Attenzione che sta arrivando. Vediamo di nasconderci. Fischiamo. Vieni bello. Vediamo di entrare dal lato sud. Deve esserci appunto una specie di ingresso per come dire, le zone dei sotterranei. Vediamo se possiamo attirarlo. Maledizione. Vediamo se possiamo andare ancora un pochino in avanti. Eccoli. Devono essere due. Vediamo un po'. Qui dentro possiamo metterci. Perfetto.
Vieni, bello. Infatti questo deve essere un punto di accesso, una sorta di sotterraneo dove terranno i prigionieri. Avanti, bello. Vieni qui. Perfetto. Eccolo che arriva. Vieni qua dentro, perfetto. Allora, dopo aver ucciso il nostro amico, vediamo di prendere munizioni che sono importantissime per le nostre pistole. Però intanto vediamo di dare un'occhiata alla nostra mappa. Allora, la mappa, scusate, eccola qui, vediamo un po'. Allora, noi ci troviamo qui dentro, ovviamente i pirati si ritrovano da questa parte. Dobbiamo salvarli, in questa zona rossa c'è solo un motivo per cui si ritrovano qua dentro. Avranno combinato qualche marachella e li avranno arrestati. Quindi vediamo di salvarli. Intanto attiriamo anche quell'altro stupido da questa parte. Vieni qui, bello, attenzione. Vieni, amico mio. Un po' sordo, vediamo di attirarlo. Eccolo, eccolo. Niente, dobbiamo avvicinarci per forza da quella parte. Intanto qui c'è addirittura una bella ascia. Oh! E infatti è proprio un inglese. Vieni qui, amico mio, vediamo se possiamo attirarlo. Fischiamo. Niente, vediamo se possiamo raccogliere questa bella ascia qui a terra e gliela possiamo tirare in testa, come appunto combinavamo su Hitman. Eccolo, avanti. Eccolo. Dai. No, stavo scherzando, non ho usato le lame celate, maledizione. Ok, siamo riusciti ad eliminarlo, meno male che non ci ha sentito nessuno. Allora, attenzione, vediamo di raccogliere immediatamente le nostre munizioni. Avanti, volevo ucciderlo con l'ascia, ragazzi, però purtroppo ho utilizzato una nostra pistola. Qui c'è addirittura uno scrigno, benissimo, vediamo di trovare qualcosa al suo interno. Avanti, cosa c'è qua dentro? 101 real più un manoscritto, benissimo. Allora, possiamo ricaricare la nostra arma, vediamo un po' se possiamo. Vediamo un po', eccolo, perfetto. Allora, intanto codice Maya, questo lo voglio vedere, vediamo che cos'è. Allora, vediamo un po' database, cos'è questo codice Maya? Allora, vediamo un po', deve essere appunto qui dentro. Vediamo un po', no, mi sa che non c'entra appunto con questa sezione. Vabbè, vediamo di entrare da questa parte, possiamo farcela? No, maledizione, vediamo un po'. Forse questa era, come dire, una zona solo di stazionamento. Vediamo, intanto però abbiamo preso un bel forziere che può essere molto interessante. Non ci sono sotterranei, passaggi segreti, quindi mi sa che dobbiamo per forza andare da qualche altra parte. Ok, allora vediamo di uscire. Intanto abbiamo preso anche munizioni molto importanti. Allora vediamo un po' da questa parte quello che possiamo combinare. Vediamo intanto di effettuare un bel giro al largo della costa per vedere un po' se il perimetro è scavalcabile. Perfetto, qui c'è qualcosa. Niente, vediamo di continuare da questa parte. Perfetto, continuiamo a nuoto, amico mio, che ti fa bene. Grandi. Allora, questa deve essere appunto la prima missione del reclutamento dei nostri pirati. Probabilmente ci metteremo un pochettino perché la città è nuova, quindi non conosco completamente il forte. Magari possiamo scavalcarlo da questa parte, vediamo se possiamo trovare un bel punto di appiglio. Avanti, perfetto. Vediamo da questa parte. Attenzione, proprio costruivano i forti proprio in delle zone molto difficili da accedere. Allora, forse qua ho trovato qualcosa, Vediamo un po'. Qua ci deve essere un punto di accesso. Deve essere una specie di zona per il rifornimento. Vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Un bello scrigno, perfetto. Andiamo. Ma queste porte non possono essere buttate a terra, maledizione. Allora, cosa c'è qui dentro? Vediamo un po'. Altri real. Eccolo qui, è addirittura un bello smeraldo. Queste porte probabilmente sono chiuse, non possono essere aperte, maledizione. Un altro bel tuffo. Maledizione. Avanti in acqua, amico mio. Bene. Allora, mi sa che abbiamo effettuato completamente il giro del nostro edificio. Allora, sicuramente non possiamo accedere dall'esterno. Volevo vedere se c'era un passaggio segreto, però probabilmente nulla. Ok, accediamo direttamente dall'interno. Andiamo. Anche a costo di scatenare una sorta di ribellione qui dentro. Ok, però sempre al limite delle nostre possibilità, cercando ovviamente di sfruttare la nostra furtività. Andiamo, vediamo un po'. Ci siamo allontanati parecchio, maledizione. Allora, vediamo un po'. Possiamo addirittura soldare qualche guardia del corpo per aiutarci a entrare. Però prima voglio tentare la carta della furtività. Una bella gallinella, eccola qui. Ok, allora, eccoci di nuovo qui. Questa zona ovviamente è off limits. Vediamo se invece possiamo salire da quella parte. Bene. Vediamo un po' che cosa c'è qui. Ok, questa è completamente chiusa. Vediamo se possiamo accedere. Attenzione, zona vietata. Però un bel salto là sopra non lo possiamo fare. Maledizione, ancora chiusa. Forse possiamo utilizzare la nostra forca. Vediamo un po', proviamo a salire qua sopra. Bell'alberello, Attenzione che forse quest'albero ci potrà aiutare. Ok, perfetto. Andiamo. Eccoci qua. Allora, vediamo un po'. Di qua possiamo arrampicarci. Vediamo un po' se possiamo. Niente. Eccoci di nuovo qua, ragazzi, proprio all'interno del nostro forte. Come potete ben notare ci ritroviamo di fronte alle nostre due guardie. Bene, ho analizzato tutta la parte sinistra appunto del forte avversario. Sicuramente non c'è nessun punto di appiglio, né un ramo, un tronco d'albero, neanche una specie di scalanatura nel muro per riuscire a entrare. Quindi mi sa che dobbiamo analizzare esclusivamente la parte destra. Questa zona centrale io la escluderei perché sicuramente le due guardie potrebbero causarci grossi problemi. Allora, vediamo di scendere appunto da questa parte. Attenzione a queste dannate palme.
bene. Allora, vediamo un po'. Mi sa che di qui non possiamo entrare perché c'è quella dannata sentinella al di sopra di quella specie di muretto. Quindi vediamo un po' da questa parte. Attenzione, qui addirittura una bella quercia. Proviamo da questa sorta di scalinata. Bene, attenzione. Ok, meno male che qui ci sono delle crepe. Benissimo. Allora, i nostri grandi pirati devono essere appunto da quella parte. Vediamo se possiamo intrufolarci. Allora, salve i pirati. Elimina le guardie senza farti individuare prima che uccidano gli ostaggi. Ah, eccoli. Allora, attenzione. Vediamo di procedere. Le lame celate. Le lame celate. Come si faceva, dannazione? No, lame celate. Eccole. Andiamo. Venite qua, belli. Lasciate in pace i nostri uomini. Vieni qua tu. Dove sei? Eccolo. Beccati questo. No. Dannazione. No. Vieni qua, amico mio. Vediamo se possiamo rompere la sua difesa. Forza. Avanti. No. Maledizione. Siamo messi troppo in basso. Forza. Dannazione. Vediamo di colpirlo immediatamente. Beccati questo. Grandi. Fatto a pezzi. Attenzione, mettiamoci qui dentro la nostra ciurma. Reclutiamoli immediatamente. Venite ragazzi. Dobbiamo divenire anonimi. Vediamo, mettiamoci qui dentro. Benissimo, ricarichiamo il tutto. Grandi. Avanti, perfetto. Vediamo di prendere immediatamente le nostre spade. Ok. Allora, siamo nuovamente anonimi, perfetto. Abbiamo ottenuto anche diverse munizioni. Vediamo un po'. 8 pirati, benissimo. Allora, vediamo un po' cosa c'è da questa parte. Benissimo, vediamo un po'. Altre munizioni per la nostra pistola. Ci sono anche diversi real, benissimo. Ok, anche da questa parte. Benissimo, attenzione che si stanno avvicinando diverse guardie. Vediamo di procedere in avanti. Mi sa che ci hanno beccato. Scendiamo. Aia! Ci hanno preso, maledizione. Guardate un po' con quanta vita siamo riusciti a salvarci. Ok, cerchiamo di fuggire da questi dannati inglesi. Benissimo. Allora, vediamo di trovare adesso un altro punto per il raccoglimento. Attenzione. Allora, che succede a questa parte? No, che stanno combinando? C'è una specie di esecuzione. Oh, vabbè, si stanno scontrando. Vediamo se possiamo reclutare altri pirati proprio da quella parte. Ok, andiamo. Devono essere appunto qua giù. Perfetto, ecco le canzoni. Allora, che succede, amici miei? Vediamo un po'. Qui ci deve essere appunto una zona appunto di raccolta per i pirati. Lascialo in pace, maledizione. Eccolo. Perfetto. Tornate in voi. Amico mio. Dagli abissi, capitano. Jack ti ringrazia. Grandi, siamo riusciti a ottenere il controllo di questi altri 2 marinai. Probabilmente hanno fatto tutto loro, però siamo arrivati alla fine per dare un bel calcione in testa al loro comandante. Allora, vediamo se possiamo saccheggiarlo. Vediamo che cosa aveva appunto in tasca questo maledetto. 15 real e qualche proiettile. Allora, rimangono altre 2 zone per il reclutamento di pirati. Vediamo di procedere da quella parte. Perfetto. Allora, continuiamo. Intanto qui c'è un bel forziere. Vediamo se possiamo trovare qualcosa al suo interno. Eccolo, un forziere. Che cos'è? Un oggetto? Ah, ecco il forziere, benissimo. Vediamo se possiamo trovare altra roba. Perfetto. Una bomba fumogena, questa potrebbe essere interessante. Intanto ecco qua altri pirati pronti per essere appunto salvati. Eccoli che combattono. No, che stanno combinando? Ah, vogliono probabilmente eliminare quel poveraccio. Attenzione alle nostre spade, eccole qui. Fatevi sotto, maledizione, lasciatelo in pace. Vieni qua, bello, perfetto. Attenzione, quale 50 frustate. Vieni qua, che cosa vuoi combinare? Via. Guardala col diavolo, stronzo. Grande, amico mio, altro soldato per la nostra grande imbarcazione. Sono al tuo servizio, capitano. Benissimo, anzi, altri 2 uomini. Probabilmente l'altro non era all'interno di questa circostanza. Ne rimangono 2, ragazzi, perfetto. Vediamo di procedere. Avanti da questa parte. Mi scusi, signora. Un passaggio sotterraneo. Allora, vediamo dove ci stiamo intrufolando. Deve essere appunto una specie di zona segreta. Vediamo un po' cosa c'è da questa parte. Attenzione, dove stiamo andando? Ah, ecco, forse al piano di sopra ci dovrà essere qualcuno. Ok, vediamo di salire intanto qui un altro bello scrigno. Perfetto, tutti questi scrigni davvero ci stanno aiutando tantissimo. Siamo arrivati a 7600 monetine d'oro. Perfetto, vediamo di salire. Ah, un'altra zona. Vediamo se possiamo ottenere vantaggio da questa parte. Benissimo, scusate. Perfetto, ok, eccoci arrivati. Benissimo, allora, vediamo cosa succede qui intorno. Zona vietata, mi sa che stanno per eseguire un'altra bella esecuzione. Mi scusi, signorina. Eccoli. Lasciatelo in pace. No, l'ha colpito, maledizione. Siamo riusciti a salvarne qualcuno però. Uno è ancora vivo. Ci hanno beccato. No. Lasciatemi in pace, maledetti. Guardate quanti sono, ragazzi. Attenzione, spariamo con le nostre pistole. Siamo carichi, ancora carichi. Benissimo. Oh, maledizione. Avanti, fatevi sotto, 2 contro 1. Avanti. Oh. Maledetto, vieni qua. Avanti, lo facciamo a pezzi. Mamma mia, un vero e proprio pirata di alta classe. Avanti. Ah, ci ha ferito, maledizione. Eccolo. Avanti, un bel contrattacco. Grande. Avanti, vediamo se possiamo infilzarlo con un maialone. Benissimo, ne rimane ancora un altro. Aio, maledizione. Vieni qua, bello. Vieni qua. Ci ha rotto la guardia. Ancora. No. Vieni qui.
avanti. Vieni, bello. Vediamo se possiamo affettarlo nuovamente. Grande. Benissimo. Allora, reclutiamo il povero ragazzone che è rimasto vivo. Ah, eccolo qui. Benissimo. Vediamo di saccheggiare quest'altro cadavere, perché è importantissimo, ragazzi. Bene. Altri 15 real. Ne abbiamo uccisi parecchi, eh. Queste guardie devono essere addirittura molto più ricche. 12 real. Hanno addirittura un bel moschetto disponibile. Adesso vedremo un po' di raccogliere qualche altra munizione in più. Benissimo. Un altro pirata rimane. Purtroppo quello è morto. Vediamo di trovarne qualche altro appunto dall'altra parte. Allora, procediamo. Un altro cadavere. Perfetto. Allora, intanto vediamo di ricaricare le nostre pistole. Perfetto. Stiamo andando proprio alla grande. Come avete ben potuto vedere, sto imparando adesso le meccaniche di gioco proprio alla grande. Ancora ho davvero tantissime cose da imparare sui movimenti, però adesso me la sto cavando abbastanza bene anche con il fuoco con le nostre pistole. Ok, attenzione, scusate ragazzi se vi distruggo il tetto, ma più avanti vedremo un po' di ripararlo. Ok, allora cosa succede qua dentro? Vediamo un po', forse c'è una specie di esecuzione qui dentro. Vediamo un po', attenzione. Che succede? Che cosa vuoi combinare? Vieni qua, amico mio. Assassiniamolo. Grandioso. Altri 2 soldati reclutati, anzi altri 4. Benissimo, siamo riusciti a ottenere il nostro grande obiettivo principale. Intanto adesso dobbiamo andare immediatamente all'impiccagione, perché probabilmente ci deve essere qualcun altro in difficoltà. Lo scrigno mi sa che lo dobbiamo lasciare lì adesso. Andiamo. La nostra impiccagione, eccola lì. Perfetto, perfetto. Rinfoderiamo le spade, altrimenti sembriamo, come dire, un po' troppo ostili. Là c'è l'ombra di Peter Pan, ragazzi, proprio in alto a sinistra, la nostra canzone che si accinge proprio a scappare continuamente. Ma come mai un'impiccagione? Cioè stanno impiccando altri soldati, altri nuovi membri della nostra ciurma. Non abbiamo raggiunto il massimo, ma vedremo. Allora continuiamo, deve essere appunto da quella parte. Il carro di fieno, attenzione alla melma di cavallo. Benissimo. Benissimo. Bene, credo di essere arrivato, ragazzi. Allora, venite presto, alcuni soldati hanno incatenato un uomo. Chi è che vuole impiccare? Ah, 30 secondi per la nostra impiccagione. Il sangue di molti innocenti. Lancia la corda prima che il pirata muoia. Oh, dobbiamo sbrigarci. Oh, sta zitto. Non è successo niente. Attenzione. No, le nostre pistole. Vieni qua, bello. Fossi legato. Beccati questo. Perfetto, ragazzi, le nostre spade sicuramente hanno notato che c'è qualcosa che non va. Tagliamo la corda. Sta morendo. Dov'è? Eccoti qua. No, abbiamo sbagliato. Maledizione. Le nostre spade. Venite qui, belli. Ecco, beccati questo. Attenzione. Vieni qua, amico mio. Avanti, lasciate in pace il nostro povero pirata. Eccolo qui. Allora, vediamo se possiamo liberarlo. Altri 2 membri per la nostra ciurma. Benissimo, siamo riusciti a fermare la nostra esecuzione. Purtroppo, come al solito, la nostra mira non è perfetta. Avremmo potuto evitare una bella pallottola proprio nel bel mezzo dello stomaco. Comunque, adesso vedremo un po' di salvarci col passare del tempo. Intanto abbiamo ottenuto qualche altra munizione proprio qui dentro. Perfetto. Allora continuiamo, dobbiamo andare alla nostra taverna. Probabilmente il nostro Adewale ha ottenuto ciò che voleva. La nostra ciurma adesso ammonta a circa 17-18 persone, quindi possiamo essere soddisfatti. Intanto potete vedere qua il nostro grande amico come si diverte di saltare appunto di ramo in ramo, di albero in albero. Allora vediamo di arrivare immediatamente al nostro obiettivo. Mi scusi signorina. Ok, qui i soliti ubriachi fradici di prima mattina. Benissimo. Allora eccoci arrivati. Attenzione, qui deve essere appunto il nostro Adewale. Eccoci arrivati, tutta la nostra gente che ovviamente preferiamo. Musica perfetta. Ora vorrai fare subito vela per zone ricche di bottiglie. Già. Hai sentito parlare dell'osservatorio? Ah, vero? Sì, è solo una leggenda, come l'Eldorado o la fonte della vita. È come il tesoro di Big Wood, eh? Pare che sia un tempio o una tomba, per chi nasconda un tesoro. Esatto, guarda qui. No. Tu preferisci una favoletta all'oro, è così? Vale molto più dell'oro, Touch. 10.000 volte più dell'intero carico di una nave spagnola. Rubare al re per sfamare i poveri, ecco che cosa facciamo qui, amico. Non è un Robin tesoro, Hood, eh? È una fantasia. Missione completata, siamo riusciti finalmente a trovare il nostro personale per la nostra imbarcazione. Non è stato molto facile, però siamo riusciti a farcela. Bene, fatemi sapere ragazzi quello che ne pensate di questo gameplay, quindi tramite un voto e un commento. Vediamo cosa intende adesso combinare il nostro grande Edward. Allora, vediamo quello che accade. Probabilmente abbiamo terminato la nostra missione con 400 real in più. Ci aspetterà sicuramente una nuova avventura all'interno del nostro cetriolo di mare che è attraccato al di fuori della nostra cara cittadina di Nassau. Quindi fatemi sapere quello che ne pensate tramite un bel voto o un commento. Ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay, pronti a salpare con la nostra grande imbarcazione il nostro cetriolo di mare. Ciao a tutti ragazzi!